Assessore, finalmente la comunità di Sant'Andrea ha il parcheggio per il cimitero dopo tanta attesa. È una soddisfazione, credo, per l'amministrazione comunale, che è partita nel 2009 con un contributo regionale e quindi nei soli 3 anni, diciamo, di progettazione e realizzazione è stato risolto. Non solo questo, però sono stati ben 6 parcheggi che sono stati progettati e fatti sulla zona di Sant'Andrea, nonché anche la piazza nuova. La piazza vicino alla chiesa sono per un 600.000 euro di intervento, mentre per tutti i parcheggi abbiamo avuto un intervento di 650.000 euro. Per questo specifico di Sant'Andrea siamo a 112.000 euro di intervento. La ditta sta ultimando i lavori in vista dell'inaugurazione che si terrà oggi da parte del sindaco. Diciamo, noi per esigenze televisive l'abbiamo inaugurato un po' prima, ecco. Sì, perché purtroppo in questo momento si sa che siamo alle soglie delle ricorrenze per i defunti e i santi, e quindi è stato così una corsa contro il tempo per poter dare alla zona di Sant'Andrea questo parcheggio che ha una particolarità. Questo parcheggio non è pensato solo per cimitero, è uno scambiatore in quanto sono previsti dei parcheggi per pullman che serviranno alla comunità in caso di partenze di comitive o in occasione della parrocchia o quant'altro vogliono fare, e l'occasione appunto per non intasare la piazza Sant'Andrea che prima creava problemi al traffico. Invece adesso si risolverà sicuramente bene, avendo anche a pochi passi lo svincolo dell'autostrada. Come si dice in questi casi, Assessore, off course, ci siamo spostati da un punto all'altro di Sant'Andrea per far vedere ai telespettatori anche un'altra opera realizzata. Ecco, questo è anche un altro dei parcheggi che sono stati realizzati sempre per l'opera della giunta Ettore Romoli, e praticamente qui, come può vedere alle mie spalle, non è neanche inaugurato, il parcheggio è già pieno, vuol dire che l'esigenza della città c'era, la risposta è stata data. Qui abbiamo un intervento di 72.000 euro o 75.000 euro e abbiamo una quarantina di posti macchina a disposizione della comunità. Siamo vicino a una farmacia e chiaramente il flusso delle persone è molto alto, quindi c'era proprio bisogno di dare una risposta. Il morale dice poche chiacchiere e molti fatti, questa è la realtà. Sì, diciamo che è stata tenuta in alta considerazione l'esigenza di Sant'Andrea. Adesso c'è ancora allo studio una variazione su una rotonda, sentivo appunto, non è di mia competenza, però so che l'amministrazione si sta interessando anche di risolvere piccoli problemi inerenti a interventi che vanno migliorati, e stiamo aspettando chiaramente il parere dei tecnici.